Allora, nuova giornata, oggi è l'11, ho trafficato un po' in casa, ho rilavato il pavimento e adesso ho appena steso la biancheria, quindi oggi sono un po'... cioè non ho filmato da stamattina, insomma, da appena alzata perché sto un po' trafficando in casa. Madonna, a momenti mi rompo anche le poche unghie che ho tolto il gel perché ieri mi era saltata via quest'unghia. E quindi ieri sera ho detto tolgo tutto. E Kinder, calendario Kinder. Ok, 2 mini barrette. Qui invece, allora, la casella 11 è qua. Vediamo qua cosa troviamo. Cos'è? Glassa biologica con aceto balsamico di Modena IGP del marchio Fini Modena. Ok, e presumo ci sia forse anche uno sconto, non lo so. Provala oggi. No, no, non c'è uno sconto. Vabbè, questa. E invece nella 11 di quest'altro, se riesco a rompere la carta. Oh, cos'è? Pasta, no, pasta no. Pasta grano duro integrale, lenta essiccazione, ricca di fibre. 100% grano italiano. Però è poca. Fusilli. No, i fusilli che a me non piacciono. Ma non ci credo, proprio quelli. 200 grammi solo. Potevano metterci qualcosa di più. Ci stava anche quella più grande, Vabbè, 200 grammi di pasta. No, gattini, venite fuori. Dai, andiamo, che qua fa freddo. Andiamo? Andiamo? Dai, dai. Andiamo. Uno. Eccolo. Manca l'altro. Vieni. Pippo fuori. Dai, dai, fuori. Fuori, che qua fa freddo. Andiamo. Pepe. Dai, vieni. Dai. Ecco. Andiamo a mettere via anche queste sorpresine. Sì. Oggi, oltre ad aver pulito casa, non ho fatto altro. Assolutamente nient'altro. Proprio zero. C'è il sole. Infatti io avrei voluto stendere fuori, però è un sole che viene coperto, no? C'è tutte queste nuvolette. E quindi alla fine non si sarebbe asciugata la biancheria, quindi ho steso in casa. E basta, dai. Non ho aggiornamenti, quindi questa giornata finisce qua. Perché veramente non ho niente da aggiornarvi. Modalità lavanderia. Adesso vado a vedere se c'è bue, se ha fame e basta. Devo vedere cosa mangiare per pranzo. Franza arriverà più tardi e quindi non so, magari preparo qualcosa che poi si può eventualmente scaldare in microonde. E la giornata è questa. E diamo il buongiorno, Pepe. Pepe, diamo il buongiorno. Chi è quella persona? Hai visto? Hai visto? C'è una persona che cammina. Oh, non esisti solo tu al mondo. Lui è qua tranquillo. Allora, apriamo i calendari, che è una nuova giornata. Dunque, oggi è il 12. Quindi siamo già al 12. L'ericola. Non vado matta per l'ericola, però... Echinacea, miele e limone. No, io non vado matta per questa roba. Devo provare a assaggiarle. Magari sono anche buone. Me le metto nello zainetto, che così. Ma c'è anche... Ci sono anche menta, salvia, altea, achillea e timo. Ah, quindi non c'è solo quella roba che c'è scritto. Ce ne sono diverse. Molto bene. Poi, casella 12 di questo calendario. Una barretta proteica. Una barretta proteica all'avena con cacao. Quindi ecco i regalini per questa giornata. Allora, ho la goccia al naso. Ho deciso di cambiare occhiali oggi, così. Non so poi se riuscirò a tenerli tutto il giorno questi, perché sono... avendo una montatura diversa, non so, non sono abituata. E mi infastidiscono un pochino gli occhi, quindi non so se riuscirò a tenerli tutta la giornata, però a me sapete che piace questa montatura, anche se sembra che mi manchi qualcosa in faccia, perché da una montatura così scura a passare a una montatura così chiara c'è una bella differenza.
cioè esteticamente si vede il cambio. Devo aprire l'altro calendario, che è il solito Kinder. Il solito Kinder, vi appoggio qui come sempre. Allora, la casella 12 è piccola, è una barretta Kinder, la mangio già adesso, sì, eccola qua, la mangio già adesso. Allora, le unghie non le ho ancora fatte, no, ce le ho ancora così, naturali, non mi piacciono perché poi sono tutte rovinate qua, vabbè, non mi piacciono naturali, però potrei anche rifarle. Che ora è? No, non ho l'orologio, talmente abituata a averlo, no, non ce l'ho perché l'ho messo a caricare. E ieri mi sono ritrovata senza l'ora, con l'orologio che non funzionava, ho detto no, dovevo caricarlo. E niente, mi ero completamente dimenticata. Vabbè, sono le 11:30, per fare le unghie mi serve almeno un'ora, un'ora e mezza. Devo calcolare il pranzo, no? Non so a che ora tornerà Franz. Adesso deciderò. E cioccolata. Ieri sera, come ogni sera, mi ero preparata questa. Voi non avete idea di quanto caldo io abbia sofferto con questa nel letto. E tra l'altro sono andata a dormire anche con una maglia in meno. Devo averle caldane, credo. Io ormai sono 3-4 notti. Di nuovo, anche anni fa soffrivo di caldo freddo, molto, anche durante il giorno. Adesso è da qualche giorno che ne soffro però la notte solo. Un incubo. È un incubo anche perché si dorme male. Cioè ti svegli, ti devi scoprire, poi dopo un po' hai freddo perché comunque è inverno, la camera non è calda. Quindi mi ricopro. Poi però caldo mi devo riscoprire. No, è una tragedia dormire. Infatti non dormo benissimo la notte, per forza. Non ho neanche preso gli integratori oggi, mi sono completamente dimenticata. È da qualche giorno che mi dimentico proprio questo passaggio la mattina, perché sapete qual è il problema? Mi sveglio troppo tardi, anche oggi erano quasi le 10 e è troppo tardi, troppo, ma per il corpo proprio è troppo tardi, perché perdi tutta la mattina, no? Fai colazione tardi, si sballa tutto il ritmo. No, guardate, non mi piace sta cosa, è che se vado a letto presto non riesco a dormire e quindi di conseguenza vado a letto tardi perché dico tanto non riesco a dormire anche se vado presto, ma in realtà sarebbe meglio andare presto lo stesso. Intanto stai nel letto e inizi a riposare, anche se non dormi, comunque sei nel letto, non guardi il telefono, non guardi niente, quindi sei comunque a riposo col corpo e con la testa. Oddio, con la testa mica tanto, la testa viaggia sempre. Sto aspettando che finisca la lavatrice perché ho messo a lavare le lenzuola e spero si riescano a asciugare anche un po' di fuori perché oggi non vorrei fare fuoco la mattina. Beh, anche perché sono le 11:30 già. Oggi penso farò fuoco verso l'1:30, l'1 circa. Dipende da che ora tornerà a casa Franz. Rifaccio il letto, tanto qua aria ne è passata parecchia. È freddo, perché c'è corrente d'aria tra le due finestre, quindi si sente tanto. Quello là è tutto mezzo staccato, ma continua a rimanere là, io non lo tolgo. Per me può rimanere là, tutto staccato, rimane lì. Vabbè. Allora, vado a recuperare le lenzuola. Ce le ho qua, non è che siano chissà dove. Sono comunque qua. Vado a recuperare. Vabbè. Rifaccio il letto e boh, nel frattempo mi guardo un video magari. C'è stato un sorpasso azzardato, probabile. Sì, un camion ha sorpassato un bilico.
perfetto, c'è un camion, nel senso non era un beach. Insomma, non so spiegarvelo. Comunque, uno sorpassato un altro. Sì, qua sopra si può, ma è un po' rischioso. Finché è un sorpasso tra due auto è un conto, ma quando è un sorpasso tra due mezzi pesanti, vabbè, diventa un po' rischioso. Ma queste strade sono sempre peggio come pericolosità proprio a viaggiare, eh. Io sono contenta di non dover più andare a lavorare a Cortina perché veramente è sempre peggio, sempre peggio. Che poi io non dovevo arrivare a Cortina centro, io mi fermavo all'inizio, però comunque è sempre peggio. Vabbè, dai, rifaccio il letto e sistemo un po' la camera e poi cosa faccio? Forse le unghie, però dipende dal pranzo. Devo sentire Franza a che ora torna, a che ora pensa di tornare, perché non c'è mai niente di sicuro. Allora, oggi è sabato, dobbiamo andare insieme, io e voi, ad aprire i calendari. Oh, oggi è un miracolo, vabbè, adesso sono quasi le 10:30, però alle 10 avevo già fatto colazione, sono ancora seduta qui, però avevo già fatto colazione, sono anche già vestita, cioè, questo è un evento, ultimamente è un evento molto raro. Allora, programmi per oggi in realtà non ne ho, perché il cambio lenzuola l'ho fatto ieri, lavatrici le ho fatte ieri, forse stasera ne farò una, però per il resto non ho cose particolari da fare. Devo ancora svuotare la cenere dalla stufa, pensavo di averlo già fatto, poi prima mi sono ricordata di non averlo fatto, ho solo pulito, ma non ho svuotato. Vabbè, ho fatto una cosa, non ho fatto l'altra. Di solito faccio una cosa e poi faccio l'altra. Oggi mi sono completamente persa invece, perché oggi mi sono alzata e mi sono subito vestita e quindi ho cambiato il ritmo, ho cambiato l'ordine delle cose che faccio ogni giorno e quindi mi sono persa questo passaggio. Vabbè. Comunque sono ancora un po' stanca perché anche se sì, io vi dico che dormo anche 10 ore, ma anche se dormo così tanto non mi sveglio riposata, mi sveglio sempre comunque stanca. Perché non dormo bene la notte? Non so il motivo, perché se lo sapessi risolverei, ma non ne ho idea. Allora, tipo le altre notti soffrivo tanto il caldo. Stanotte mi pare di no, però non ho dormito granché bene. Non lo so, non riesco a capire cosa ci sia che non va. Però intanto riesco a dormire perché l'insonnia sarebbe peggio. Però anche non dormire, cioè dormire e non sentirsi riposati non va bene. Per domani invece abbiamo un programmino. Allora, Franz vorrebbe andare in un posto, io vorrei andare in un altro. Uniamo le due cose, quindi devo guardare su Maps qual è la strada migliore. In realtà devo chiedere a mio papà perché nel primo posto dove vuole andare Franz è la prima tappa perché è quello più vicino. Lui ci va, cioè i miei ci vanno comunque ogni anno, quindi sanno la strada migliore. Per il resto devo guardare Maps e capire come muoverci su ste strade perché per evitare anche un po' di traffico. Chiaramente siamo vicini a Natale, quindi la gente si sposta molto volentieri da un posto all'altro e la nostra statale è un disastro, ma anche le altre strade del Veneto sinceramente, non solo la statale nostra. Vabbè, comunque dobbiamo assolutamente muoverci presto come orario, non possiamo uscire di casa tardi perché sennò tanto vale rimanere a casa. Quindi io credo presto, quindi credo che per le 8 dovremo partire da casa. 7:30 credo sia un po' troppo presto, ma non sappiamo il traffico come sia, quindi
anche 7:30 sarebbe da uscire, e per me è prestissimo, visto il periodo, cioè che mi sveglio sempre tardi, e per me svegliarmi a quell'ora, cioè uscire di casa a quell'ora, no svegliarmi a quell'ora, uscire di casa a quell'ora è una cosa, mamma mia, allucinante adesso, come adesso. Anche se ogni tanto mi sveglio presto, però faccio una fatica. Mentre una volta, quando lavoravo in ufficio, io prima delle 6 mi dovevo svegliare, alle 6:10 dovevo partire da casa e andare a lavorare. Adesso, se ci penso a che orario facevo, dico, ma come facevo a alzarmi tutti i giorni e dormivo 4-5 ore a notte? Io non so come facevo, non ne ho idea. Cioè adesso dormo il doppio delle ore e sono comunque stanca e non riesco ad alzarmi presto. Non lo so. Devo studiarmi un attimo il percorso. Allora, Franza vuole andare a Santa Lucia di Piave perché c'è la fiera di Santa Lucia questo weekend e io vorrei andare a Jesolo. Però non è vicino a Santa Lucia di Piave, ma comunque è da quella parte, verso Venezia. Io vorrei andare da Primark, ve l'avevo già detto, vorrei andare da sto benedetto Primark, solo che la domenica andare lì è un disastro, ci sarà un casino di gente. Non so dove ero arrivata, che mi ha chiamata la proprietaria di casa, devo andare giù un attimo. Vabbè, che lei non è riuscita a venire qua e quindi vado giù io in appartamento giù di sotto. E in ogni caso, appunto, lui vorrebbe andare a Santa Lucia di Piave per la fiera, io vorrei andare a vedere questo benedetto Primark, solo che la domenica so che lì è strapieno. Un tentativo lo possiamo fare, se vediamo che è troppo ce ne andiamo direttamente, non è che dobbiamo star lì per forza, entrare per forza. Da lì io vorrei andare a Jesolo. A Jesolo è bellissimo perché fanno il villaggio di Natale, ci sono tutte le casette, ogni anno c'è sempre roba in più, ci sono spettacoli, cioè è veramente bello. Cioè, se potessi andare tutti i weekend a Jesolo ci andrei, perché c'è sempre festa, c'è sempre qualcosa. Qui anche fanno delle feste, fanno mercatini, fanno cose varie ed eventuali, sono molto più piccole chiaramente, ma non mi piace qui, non voglio proprio vedere la gente del posto, capito? Non voglio proprio stare in mezzo alla gente di qua, cioè io ho bisogno di stare in mezzo a gente così, sconosciuta. Se devo proprio stare in mezzo alla gente, perché non è che mi piaccia tanto stare nel casino, ma se proprio devo stare in mezzo alla gente, preferisco stare fuori da qua, in mezzo a gente sconosciuta, estranea. E vabbè, comunque anche qua c'è qualcosina intorno, credo. Non lo so, ho i miei dubbi, però credo che anche qua ci sia qualcosa in giro. Mi piacerebbe molto andare anche a San Candido, quei posti là, però dovremmo andare il pomeriggio, e pomeriggio poi non c'è neanche il sole, fa freddo, poi per andare a San Candido bisogna fare il passo, è tutto un po' più complicato. Vabbè, comunque mi piacerebbe andare anche là. Boh, vedremo cosa riusciremo a fare prima di Natale, visto che ormai siamo già a metà mese e tempo zero è Natale.